Ma di che razza di mondo siete? Del mondo delle porte, ragazzina. Ti sei mai chiesta a cosa serve una porta? No? Da una porta si può entrare o uscire, ma non si possono aprire e chiudere come ci pare e piace. E soprattutto, quando una porta si trova chiusa a chiave, significa che quella porta non va aperta. Altrimenti se ne portano le conseguenze. Vi era stato pure detto di non aprirla questa porta qua. E credevate di fare il vostro comodo? Certo, è casa nostra! Ma noi, gli scocciatori, la prendiamo per il collo. A noi piace l'invidia, l'agguato, l'imbroglio, il vizio, la perfidia, il cariato. Ignorabile, l'obbedisco la vostra sentenza. Per furto, rapina, grassazione, vilipendio, per disturbo, seccature, fastidio, eccetera, eccetera, siete condannati alla prigione di Stato fino a che io non sarò riposato. Poliziotta, portati di là, non fateli scappare! Ma potete condannare anche loro, non hanno fatto niente! E perché non si dovrebbe? Perché io ho rubato il pianoforte, ma loro non hanno fatto niente. Erano solo curiosi come noi lo eravamo da bambini. Guarda il balcone che li difende, non per niente ti capilato. Pigliate le mani, avanti, marcia! Che lo compere il mio mestiere. Un momento. Io direi per scegliere il cavolo giusto. Ma perché gli misura la gamba? E perché il braccio? Zitti, devo compere accurate e precise. Un momento, mica la intenzione di misurare tutti quanti. La giuria approva quanto detto e aggiunge anche stupore e sorpresa per il comportamento improprio. Ora così non va. Ma giudice, tu eccellente, il fatto. Patrone, il mio sogno dovrebbe fare il fatto. Che sciocchezza! Non si è mai sentito un boia santo. Signor Cornelio Baglioni, da tempo in fatto volo, il Dio eterno, sono il raggio che ti porterà della terra. Questo è vero. E allora ti capisci le grandezze del mantello di tutti, altrimenti tieni il conto, ci mette il lungo e nel piccolo ci mette il volto, diritto la scomodità. Benissimo, eliminato questo vizio di forma, possiamo continuare. Avete chiuso a chiave? Sì, ma ho paura che sfondino. Che cos'hai? Ahimè, sto tirando le cuoia. Ma no, non sei finito. Dai, andiamo via. Sì, scappiamo. Su, dai, alzati, vieni con noi. Non posso. Perché non puoi? Sono condannato a restare di là. Ma non puoi venire con noi? No, non posso. Di qua e di là sono due mondi del tutto simili. Ma ognuno resta dov'è, anche se di là è peggio. Ma di là ti impiccheranno. Pazienza, ci sono abituato. Come abituato? Scusate, ho dimenticato il mio tamburo. Non facciamo le trappe, è una trappola. No, non è una trappola. Non posso fare il colonnello senza il tamburo. Tenga il suo tamburo e se ne ritorni di là. Ma come sei sbarbato, ragazzino? Ma, oltretutto, era solo uno scherzo. Uno scherzo, e perché? Perché a noi piace scherzare. Scherzare? Ma sì, uno scherzo sempre vale. Quando si scherza bisogna essere seri. Non volevamo fare niente di male, qualche gioco, una burla. Venite a festeggiare di là con noi. Sono sicuro che vi divertireste moltissimo. Sì, ogni anno ho 1000 giochi
Ma non puoi restare con noi? No, non posso, ve l'ho già detto, io ci sto solo nel mondo di là. Che peccato. Addio ragazzi, statemi bene, state lontani da questa porta. Addio. Addio. Stammi bene, addio. Noi ce ne andiamo da questi matti. Se rimanete è a vostro rischio. Questo mistero resterà infatti senza risposte, non mi ci rischio. La spiegazione è la glossa, sorgobbe da sofista. Ma per darmi una scossa, allora, chiedetelo al regista. Cosa